Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Anni di musica italiana. Fai anche 40? Sì, dalla fine degli anni 70, i primi successi. Io fai conto che io ho 61 anni a ottobre, ho iniziato che avevo 17 anni, poi lasciamo stare se ti conoscono o non ti conoscono, ma io ho iniziato a 17 anni. 17 anni vuol dire che ho cominciato 43 anni fa. Sono tanti, eh? Una vita per la musica. E sto vivendo ancora il sogno del rock and roll, questa è la cosa bella. Ecco appunto, rock and roll in Italia. Chi rimane oltre a Pino Scotto? Ma Vasco e Ligabue dicono che fanno rock. Dagli anni 80 abbiamo ancora Vasco Rossi, abbiamo ancora Piero Peluche, abbiamo ancora sta gente qua che dicono di fare rock. Ma il bello io non l'ho ancora capito, cioè io vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Questi cantano. Io non ho ancora capito cosa dicono quando cantano. Questi invece hanno la responsabilità che hanno milioni di ragazzi che li seguono. Per il resto il panorama musicale italiano? Panorama musicale italiano, quello attuale, sinceramente è un po' triste quello che c'è in giro. Io invece ti possiamo assicurare noi che siamo in giro ormai da 3 anni così, prima con noi sul palco sono salite migliaia di band di ragazzini e abbiamo visto una professionalità e gente che fa musica propria. E la cosa triste, sai qual è? Che io ho la certezza che questi ragazzi non avranno mai una possibilità. Non è una questione di bravure, è che purtroppo viviamo in questo paese dove ormai comanda X Factor, la De Filippi, Amici, tutte ste stronzate, capito? Poi però c'era rimasto qualcosa, ci hanno rubato pure quello. Anche oggi pomeriggio ragazzi bravissimi che sono saliti sul palco prima di voi, che hanno l'onore di aprire il vostro concerto. Ma è un piacere nostro avere questi ragazzi con noi, sicuramente. Ragazzi che non fanno cover. No, esatto. Dai tempi dei Vanadium, cos'è cambiato in Pino Scotto? Ma in Pino Scotto non è cambiato niente, sinceramente, ho la stessa voglia di fare. L'unica cosa che è cambiata è tutto quello che c'ho intorno, secondo me, perché già negli anni 80, quando abbiamo iniziato con i Vanadium, c'era più voglia di fare, si stava scoprendo un altro mondo, no? Già negli anni 70 comunque era arrivato un certo di progressive in Italia con band. Negli anni 80 invece si stava concretizzando qualcosa, poi alla fine è sparito tutto proprio. Ormai è diventato solo business, tutto è diventato business in Italia. Abbiamo insegnato al mondo la cultura, la scultura, la moda, il cinema, il teatro, la canzone, la lirica, adesso non c'è rimasto niente. C'è gente come Moccio, Muccino, Vanzina, che secondo me andrebbero messi in galera per spaccio di demenza. Sei anche giornalista tu? Sì, io ho iniziato, sono iscritto all'albo come pubblicista, ho iniziato agli inizi degli anni 80, c'era un mio amico che era il caporedattore di Tutto Musica e facevo recensioni, interviste, mi divertivo, insomma. La collaborazione con Rock TV come è nata? È nato come tutte le cose, vogliamo provare, io sono andato lì, mi sono dimostrato come sono sempre stato ed è scoppiato l'inferno, ho creato un mostro proprio. Sì, il Database è diventato una trasmissione di culto per gli appassionati. Sicuramente, perché poi questi ragazzi non sono stupidi, perché loro riconoscono chi è sincero, chi dice le cose perché le pensa veramente, chi fa finta, non sono stupidi i ragazzi. Li freghi una volta, ma la seconda volta non li freghi. La prima passione rimane comunque la musica. Sempre, sicuramente. A me la musica mi ha salvato la vita, se non era per la musica io sarei diventata o uno spacciatore o un ladro, sicuramente. Invece mi ha dato la forza di lavorare 35 anni in fabbrica per poter fare la mia musica. Pino, nella tua carriera hai collaborato con i più grandi nomi della musica rock fino ad arrivare al tuo penultimo album che è stato fatto con dei grandi nomi della musica italiana. Sicuramente, ma quando ho deciso di fare quell'album ho detto chiama un po' di amici, vediamo chi è disposto. La cosa bella è stata che tutti hanno detto di sì e nessuno ha preso un euro, ragazzi. Questa è una cosa veramente bella. Fra le collaborazioni che hai fatto, qual è stata quella che ti è rimasta più nel cuore e quale vorresti fare in futuro? Ma quella che è rimasta più nel cuore, sinceramente tutte. Questo non è leccare il culo. Tutte, perché sono cose che sono nate così spontanee proprio. Quella futura vorrei che si riunissero i Led Zeppelin e mi facessero cantare. Magari con Robert Plant alla batteria, visto che non ce la fa più a cantare.
Comunque sinceramente noi siamo venuti a questo motoraduno, ma non mi aspettavo una situazione così, veramente complimenti. Ci tenevo a dire che con me c'è Marco Di Salvia, batteria, Frank Coppo al basso e Steve Volta alla chitarra. Pianola News, Rock.